Dunque io darei inizio a questa cerimonia di conferimento di cittadinanza. Mi permetto di fare una breve introduzione personale perché vorrei condividere con voi la mia gioia per poterti conferire la cittadinanza italiana. E te lo dico soprattutto perché è importante ricordare anche i momenti che al di fuori, diciamo, dell'attività istituzionale di questo comune abbiamo avuto la possibilità di trascorrere insieme. Sei una bella persona, siete una bella famiglia e per me è un momento molto bello perché finalmente arriviamo anche formalmente a regolarizzare una tua appartenenza totale e attiva alla comunità italiana, alla comunità centese che esiste già da tanti anni. E venendo qui ho pensato anche all'importanza del concetto del dono. Il dono che è uno scambio individuale, non condizionato, uno scambio di qualsiasi cosa, di materiale e di immateriale. E secondo me questa mattina noi ci stiamo donando reciprocamente qualcosa. Cosa doni tu a noi, cosa hai già donato tu a noi, cosa doniamo noi a te e che cosa al di fuori di questo comune, vedo qui Roberto Soncina, da Romanini e altri, e che cosa ti è stato già donato in questi anni. Siamo in una dimensione di piena reciprocità. Tu doni, come anche hai donato non soltanto a Cinto, ma alla comunità veneta, alla comunità italiana, un contributo fondamentale nel dialogo interreligioso. E doni a noi e doni a tutti anche il tuo essere un buon cittadino. E doni a noi anche il vissuto e il portato di una cultura molto antica. Cosa doniamo noi a te? Al termine di questa cerimonia verrà donata una copia della Costituzione italiana, che è un dono materiale. Cosa doniamo noi a te come dono immateriale? La felicità e la gioia per esserci finalmente ricongiunti con quella che è la cittadinanza italiana, che comporta dei diritti o dei doveri, che sarebbe bene che tutti tenessero ben presenti. Gli italiani di oggi e gli italiani di domani, chi è nato italiano e chi non è nato italiano. Cosa l'Italia può ancora donare a te, ma a tanti altri? Io credo alla possibilità che un bambino, una bambina nata in Italia possa essere cittadino o cittadina italiana, dalla nascita. Cosa le associazioni donano reciprocamente al comune di Cinto e che cosa hanno donato a te? Io immagino un supporto, un accompagnamento, una presenza, un incoraggiamento che non va dato assolutamente per scontato, ma che però c'è. E cosa tu con l'associazione che presiedi hai donato alla comunità di Amone Veneto, di Cinto e del Veneto? Come dicevo prima, un modo positivo e al tempo stesso profondo di stare insieme, di ricercare la cultura della pace. E io penso che in questo reciproco scambio di doni materiali e immateriali noi stiamo concretamente levigando la nostra pietra grezza, stiamo raddrizzando il nostro legno storto. Non siamo qui per fare un passaggio puramente burocratico,
Secondo me la mattinata di oggi, ed è per questo che ringrazio il sindaco per avermi dato la possibilità di presiederla, noi stiamo facendo qualcosa di veramente importante. Apro e chiudo una parentesi: cosa tu e la tua famiglia donate a noi, delle cose buonissime che sono lì e che gusteremo dopo, cose che io conosco da tanti anni, perché mi ricordo quando erano a casa mia, quando la Rihanna le portava, quando la Jar le portava, ed anche questa è una parte fondante della cultura che tu usi in Italia, in un rapporto di parità. Io mi fermo qui perché mi viene data la possibilità di dire due parole prima della parte più formale di questa cittadinanza, e se avrai piacere anche tu di dire qualcosa, io saremo felici di ascoltarla. E ringrazio anche la presenza del sindaco di Annone Veneto, della sindaca di Annone Veneto, Ada Toffolon, perché l'attività della tua associazione fa perno proprio sul nome, anche se è un'attività ormai regionale. Posso dirti, probabilmente sei il cintese più famoso che abbiamo noi oggi in questo comune. Ti invito a venire qui per la parte più formale del giuramento e inizio a leggere quello che prevede la legge. Se prima di leggere questo hai piacere di condividere un pensiero con me e con noi, fallo pure. Intanto grazie a voi tutti qua oggi. Io ringrazio prima di tutto il sindaco Gianluca Falcomer, sindaco di Cinto Caomaggiore, il vice sindaco Alessandro Coccolo, che è amico di famiglia, la sindaca di Annone Veneto, che mi fa piacere che sia con noi oggi. Ringrazio tanto una signora che ci è stata sempre attaccata a noi, la Lucia. Ringrazio anche la nostra vicina di casa, Anna Romanini. E benvenuti ai nostri amici, la Cinzia, la nuora, non mi ricordo come si dice, la suocera. Io sono qui in Italia e suo figlio è in Marocco, nella mia città dove abito io. Io sono immigrato da Schira a Cinto, lui da Portogruaro a Schira. Il mondo è piccolo. Io oggi sono molto contento di avere la cittadinanza italiana dopo 25 anni che sono in Italia. Ringrazio anche la mia famiglia, la mia moglie Fatima, la mia figlia Jar e le altre due figlie che non ci sono qui. Io vengo dal Marocco, sì, in Marocco sono cresciuto, sono nato, ho studiato lì, ho finito i miei studi lì e mi ha dato una identità. Cosa mi ha dato l'Italia in più? L'Italia, a parte il lavoro, la casa, ho fatto crescere i miei figli qua, che sanno come rispettare le persone, hanno studiato qui. Mi ha dato un qualcosa di molto importante. Ho scoperto me stesso in Italia, cosa che non avevo scoperto dove sono nato. Mi ha dato la possibilità di scoprire chi sono, quali sono le mie capacità e come posso praticarle. E grazie all'Italia ho trovato pace dentro di me. Ho scoperto chi sono e ho dato quello che ho ai miei connazionali e al paese che mi ha ospitato. L'Italia mi ha ospitato, mi ha dato una casa, posto di lavoro, mi ha dato la possibilità di mandare i miei figli nelle migliori scuole italiane. Per questo ringrazio l'Italia e ringrazio tutti quanti. Grazie. Scusatemi, ho dimenticato il mio amico, l'ho conosciuto nel 96, Roberto Sonci. Eravamo giovani. Il mese di febbraio dell'anno 2016
alle ore 12:15, avanti a me Alessandro Coccolo, vice sindaco, ufficiale dello Stato civile del comune di Cinto Maggiore, per delega avuta è personalmente comparso il signor Buhaib Tanji, nato a Douaruled Ranem, tribù Arab, Marocco, il 19 ottobre 1960, di origine marocchina, residente in Cinto Maggiore in via Roma 35, il quale mi ha prodotto il decreto del prefetto della Repubblica di Venezia, protocollato con numero K10C 394432, datato 21 gennaio 2016, notificatogli il 28 gennaio 2016 mediante consegna a mano, con il quale gli è stata concessa la cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 5 della legge 91 del 92, e mi ha chiesto di ricevere il suo giuramento. Considerata la tempestività della richiesta, vi ho aderito e il comparente presta il giuramento pronunciando le parole: giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare le Costituzioni e le leggi dello Stato. Il presente atto viene letto. Ok, questo lo dirò io. Il presente atto viene letto all'intervenuto, il quale insieme con me lo sottoscrive. Oggi 20 del mese di febbraio dell'anno 2016, alle ore 12:25, nella casa comunale, avanti a me Alessandro Coccolo, vice sindaco, ufficiale dello Stato civile del comune di Cinto, per delega avuta, è comparso il signor Buhaib Tanji, nato in Douaruled Ranem, tribù Arab, Marocco, il 19 ottobre 1960, residente in Cinto Maggiore, in via Roma 35, il quale mi ha chiesto di trascrivere il decreto emanato dal prefetto della provincia di Venezia, datato 21 gennaio 2016, di conferimento della cittadinanza italiana, notificato il 28 gennaio 2016, di cui mi consegna copia. Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione per intero del documento, come segue: il prefetto della provincia di Venezia, vista la legge del 5 febbraio 92 numero 91, vista l'istanza presentata dallo straniero di origine marocchina Buhaib Tanji, nato a Douaruled Ranem, tribù Arab, Marocco, il 19 ottobre 1960 per ottenere la cittadinanza italiana, rilevato che l'interessato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge del 5 febbraio del 92 numero 91 e che non sussistono le cause preclusive previste nell'articolo 6 della medesima legge, visti l'articolo 7 della citata legge e la direttiva del Ministero dell'Interno del 7 marzo 2012, visto l'articolo 10 della medesima legge, decreta al signor Buhaib Tanji, sopra generalizzato, è conferita la cittadinanza italiana. Il presente provvedimento avrà effetto dal giorno successivo alla presentazione del giuramento di quell'articolo 10 della legge del 5 febbraio 92, numero 91, Venezia, 21 gennaio 2016. Perfetto. Dopodiché ho munito del mio visto la copia del documento trascritto e l'ho inserita nel volume degli allegati a questo registro. Il presente atto viene letto all'intervenuto cittadino, il quale insieme con me lo sottoscrive. E insomma, come anticipavo prima, ti do, questo è l'atto ufficiale di concessione della cittadinanza. Adesso io lo sottoscrivo, poi te lo consegno. Ti dono una copia della Costituzione e ti do una. Grazie. Perfetto.